Nella giornata di ieri abbiamo tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino veneziano di 47 anni che aveva appena consumato un'estorsione ai danni di un commerciante veneziano del centro storico. È un'attività insomma che abbiamo messo in piedi sul momento in virtù della denuncia che c'è stata da parte del commerciante. Sì, abbiamo assunto le dichiarazioni del commerciante che sembra da tempo venisse minacciato di gravi mali futuri. Dopo l'arresto abbiamo fatto la perquisizione nel luogo dove il soggetto tratto in arresto dimorava e all'interno abbiamo trovato una pistola con matricola Prasa e anche un bilancino di precisione. Diciamo che l'arresto in flagranza ci ha permesso di avere l'input investigativo per fare chiarezza su tutta la vicenda.